Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi, 17:30 puntuali, seconda parte dell'edizione straordinaria di Antenna 3. Andiamo ad ascoltare in questa parte, che peraltro sarà più breve del solito, proprio perché poi lasceremo il posto alla parola del Signore, come facciamo tutti i sabati. Parleremo a 360 gradi del Covid-19, ma dal punto di vista di un amministratore comunale, un ex amministratore comunale, ma soprattutto una persona che in questo momento sta creando dei tavoli di lavoro con associazioni di categoria e non solo, per riuscire a gestire la situazione e la famosa fase 3 all'interno del suo comune. Una sorta di piccolo esempio di quello che stanno facendo tutti i comuni nel Veneto o che quantomeno dovrebbero fare. Poi oggi è la giornata dell'ultima campanella, ufficialmente la scuola è terminata questa mattina con varie svariate iniziative da parte dei dirigenti scolastici, chi ha scritto una lettera, l'ha pubblicata nel sito, chi ha creato una sorta di saluto e incontro su YouTube oppure su Instagram, chi invece ha organizzato una vera e propria festa al parco, come è accaduto a Loreggia in provincia di Padova, e è anche il giorno in cui sono arrivate le conferme dello sciopero che ci sarà proprio per quanto riguarda il settore scuola. È stato convocato dai sindacati per la giornata di lunedì. Nuovo intervento del governatore Luca Zaia, ve lo abbiamo fatto ascoltare, ma lascerei immediatamente la parola a un pezzo che abbiamo preparato in redazione, in cui il vescovo Pizziol annuncia e chiede a tutti quanti i sacerdoti di cedere una parte della loro retribuzione proprio per aiutare le persone in difficoltà, e facciamo il punto su come è andata questa iniziativa. Le condizioni economiche che abbiamo dovuto affrontare e che affrontiamo mettono in crisi tante realtà produttive e di conseguenza anche tanti operai e tante famiglie. Nuove povertà. Nel Vittoriese le prime avvisaglie delle conseguenze economiche della crisi sanitaria, conseguenze che saranno molto più evidenti a partire dall'autunno. Da qui il suggerimento del vescovo Monsignor Pizziolo ai sacerdoti, e prima ancora un proposito per se stesso: destinare a chi si trova in difficoltà la propria retribuzione di un mese. È una proposta, non è un obbligo evidentemente. Ho detto vescovo e sacerdoti, sentiamoci di condividere la situazione di difficoltà che tante famiglie e persone stanno vivendo e vivranno ancora di più nei prossimi mesi. Un piccolo modo è proprio quello di devolvere una mensilità della remunerazione che abbiamo a questo scopo di aiutare persone e famiglie bisognose in sintonia con la Caritas diocesana. Mi pareva un gesto di condivisione che è stato molto apprezzato anche da parte dei sacerdoti stessi. Un'idea che è stata accolta positivamente dai parroci e dai religiosi della diocesi. Sta ricevendo le offerte, i contributi che i vari preti desiderano e vogliono fare. Perché, conclude il vescovo, già Caritas e realtà parrocchiali stanno toccando con mano l'aumento di cittadini bisognosi. Fanno i conti con una pesantezza che sta dimostrandosi sempre maggiore. Questo purtroppo è vero. Speriamo che ci sia una ripresa che sorprende, ma le previsioni non sono così belle, diciamo. E allora adesso andiamo a Venezia, se questa è la situazione, quella che ci racconta il vescovo. Nel veneziano abbiamo i dati della Caritas e si sono aggiunti nuovi poveri, soprattutto a causa dell'emergenza, ma il timore della Caritas, di chi sta lavorando in questo momento, dei tanti volontari, è che la situazione ad autunno potrebbe peggiorare. Queste famiglie che si chiamano nuovi poveri, ma in realtà fino a qualche mese fa poveri non lo erano, non hanno ricevuto nemmeno lo stipendio, e chi fa un lavoro che dura soltanto 3-4 mesi, 5 mesi, pensiamo a livello turistico, non avrà il lavoro. Nuovi poveri che si aggiungono a quanti già sosteneva e aiutava la Caritas. Sinora il sostegno è stato legato alla spesa, adesso si aggiungono bollette, mutui, affitto. Famiglie normali che fino all'emergenza coronavirus riuscivano a far fronte alle loro spese, ma che si sono ritrovate improvvisamente senza uno stipendio e con i lunghi tempi d'attesa della cassa integrazione. Ancor più penalizzati se sostengono
sostegno economico arrivava da un lavoro stagionale legato al turismo. Grande la preoccupazione della Caritas di Venezia, che pensa che il periodo più difficile sarà il prossimo autunno. Per ora non riusciamo a quantificare il bisogno, anche perché ci sono tante famiglie che in questo momento forse si vergognano oppure non hanno la forza di venire a chiedere aiuto sebbene sono in difficoltà. C'è stato un incidente sul lavoro, siamo a Chiampo, un operaio di 49 anni è morto in un infortunio sul lavoro nell'area artigianale di Chiampo all'interno di un'azienda di lavorazioni metalliche. Secondo una prima ricostruzione il dipendente dell'azienda stava lavorando su una fresa e a controllo numerico di grandi dimensioni quando per cause che sono ancora in corso di accertamento ha subito ferite mortali. Immediato l'allarme da parte di un collega, un altro addetto presente all'interno dello stabilimento, ma all'arrivo sul posto dei sanitari del SUEM del 118 di Arzignano non hanno potuto che decretarne il decesso. Il macchinario è stato posto sotto sequestro, sul posto carabinieri e il personale dello Spisal. Attenzione perché è anche convocata l'allerta meteo dal centro funzionale decentrato della protezione civile. Una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali nelle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di domenica precipitazioni diffuse e localmente anche molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Vedo collegato Enrico Rinuncini, ve l'ho presentato all'inizio di questa edizione straordinaria. Buon pomeriggio. Allora, ex sindaco, insomma lui ha fatto i suoi 2 mandati, adesso è assessore e siamo nel comune di Ponte San Nicolò, provincia di Padova. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora, lei è molto attivo e lo è insomma da figura istituzionale ma anche da papà, questo è quello che si legge nel suo blog. Nel suo blog lei ha affrontato una serie di tematiche e quello che abbiamo un po' raccontato all'inizio, Ponte San Nicolò potrebbe essere preso ad esempio di quello che sta accadendo in tanti altri piccoli comuni di tutto il Veneto. Vi siete ritrovati ad affrontare tantissime problematiche, la normalità è stata completamente stravolta, in questa fase 3 state affrontando varie difficoltà. Partiamo proprio perché insomma lei è papà e sta gestendo, avendo anche la delega all'organizzazione giovanile, partiamo dai nidi e dai centri d'infanzia. Come sta andando l'organizzazione? Quali sono i problemi più grandi? Diamo qualche consiglio alle famiglie. Sì, grazie. Allora, ci siamo trovati in un piccolo bombardamento che stiamo cercando di portare avanti. Siamo adesso in la fase di ripresa, ma è una fase faticosa per 2 motivi. Da una parte per le grandi esigenze delle famiglie, comprensibilissime, dall'altra per le rigidità che arrivano dalle norme nazionali, dalle norme regionali, che comunque ti danno dei limiti. E quindi dobbiamo cercare di coniugare queste 2 esigenze. E entro subito nella concretezza delle scelte proprio delle decisioni di questa settimana. C'è l'apertura della fascia 03, c'è l'organizzazione dei centri ricreativi estivi e qui per esempio cominciano ad esserci le prime difficoltà, ovvero da una parte ribadisco le famiglie che sono tornate al lavoro e quindi hanno bisogno di di ritornare alla normalità, di riportare i bimbi all'asilo o comunque nei centri ricreativi estivi, ma questi devono essere organizzati con le nuove norme. Per esempio, conosciamo tutti ormai la vicenda che deve esserci per la fascia 0-6 un educatore ogni 5 bimbi. Sì. E quindi è evidente che questo fa schizzare la spesa, no? Per esempio, per non parlare poi di tutte le opere di sanificazione quotidiana che devono avvenire. La nostra operazione qual è? Quella di ridurre, ovviamente anche con una compartecipazione da parte del comune, la spesa, dall'altra parte offrire il servizio più normale possibile, perché i bambini, che sono la cosa più preziosa che abbiamo, non devono sentire, già hanno sofferto credo, magari loro non l'hanno fatto capire ma hanno sofferto, è nostro dovere adesso tentare al massimo di tornare a una vera normalità.
Senta, quindi lei ci sta dicendo che voi siete riusciti ad intervenire contribuendo alle rette dei centri estivi, perché per esempio uno dei grossi problemi è proprio, sono queste rette ritoccate a rialzo, in molti casi anche raddoppiate, che di fatto sono insostenibili per moltissime famiglie, anche perché molte persone non hanno potuto lavorare, sono in cassa integrazione, quindi non è solo una questione di gestione dei figli, ma è anche la necessità di fare ritrovare a questi ragazzi una normalità, una forma di relazione. Quindi insomma, anche magari essendo a casa c'è l'esigenza di poter far passare questo tempo ai ragazzi in maniera diversa. Sì, proprio così. Guarda, la prima azione che noi abbiamo fatto nei primi giorni proprio, la prima delibera collegata al coronavirus è stata proprio una retta. Al momento non si sapeva ancora se le scuole riaprivano, se le materne riaprivano. È stata una retta di un mese alle scuole paritarie, perché la pubblica non aveva spese, l'asilo nido per regolamento in caso di chiusura prevede già che non si paghino le rette. Invece per quanto riguarda comprensibilmente le scuole paritarie, noi siamo intervenuti subito con la prima retta dando 150 euro a bimbo, pertanto solo per farvi per questo primo esempio questa operazione vale 50.000 euro di bilancio, ma ovviamente in quel momento siamo corsi. Una seconda tranche è stata invece per le famiglie dai 6 ai 14 anni, quindi primarie e secondarie di primo grado, elementari e medie per capirci, dove invece lì abbiamo tentato di dare una risposta alla fatica di entrare nel mondo della tecnologia per alcune famiglie. Questa didattica a distanza, ci sono state delle spese per alcune famiglie, per le famiglie con più sofferenza. Il nostro dirigente scolastico ha consegnato direttamente alle famiglie più sofferenti i computer, come in tantissime altre amministrazioni. Noi abbiamo pensato di dare 100 euro a famiglia per le spese, perché molti hanno dovuto collegarsi per la prima volta, fare il primo collegamento, qualcuno ha dovuto comprarsi un computer per chi non poteva, qualcuno la stampante, ma semplicemente, guardate, le spese quotidiane delle cartucce, delle risme, perché io ho una bimba, diceva bene, insomma, ho dei bimbi, una all'elementare, una alla materna e uno in fascia 0-3, e per esempio Vittoria di seconda elementare stampava moltissimo materiale per poterci lavorare. Già questo per le famiglie, oltre a tutte le altre esigenze, perché poi ci sono state le babysitter, perché poi c'è stato un aumento di spese e una riduzione di entrate per tantissime famiglie, noi nel nostro piccolo abbiamo tentato di intervenire così, quindi anche lì altri 50.000 euro. Ecco, questo siete riusciti a farlo perché di fatto siete sempre stati un comune virtuoso sostanzialmente, perché sono interventi che non tutti i comuni sono riusciti a permettersi. Noi riteniamo che in questo momento una delle situazioni più sofferenti siano le nostre famiglie, e quindi la decisione della Giunta è stata al massimo un'opera pubblica in meno, ma intervenire immediatamente, anche se è poco, perché 100 euro non sono tanto rispetto magari alle situazioni più sofferenti, però era un segnale che l'amministrazione pubblica c'era. Poi sono arrivate contributi da parte dello Stato per sempre le babysitter, per adesso i centri ricreativi estivi, ma noi volevamo dare un segnale: guarda, il comune è al tuo fianco, non riusciamo a stringerti la mano, ma se ci mandi la richiesta noi ti facciamo questa stretta di mano, questa pacca sulla spalla per dire che ci siamo, soprattutto le famiglie con figli. Senta, parliamo delle categorie economiche. Lei ha moderato un incontro, all'interno di questa tavola rotonda erano presenti tutti, insomma ne cito soltanto uno, Patrizio Bertin, quindi insomma che rappresenta tutte i negozi, insomma le categorie economiche del territorio, con Ascom. Quali sono state le criticità insomma, più importanti che avete rilevato? Lì sì, c'era anche Confartigianato, c'era anche Lino Fabian, c'era anche l'Appe, quindi pubblici esercizi, perché abbiamo voluto proprio era un mese dal fatidico 4 maggio ed era 20 giorni, 2 settimane dalla seconda apertura, quelle degli estetisti, parrucchieri, bar e ristoranti. E il problema forte è quello della riapertura, no? Ci sono per esempio, e anche dei commenti dei cittadini che ascoltavano la nostra diretta,
la domanda principale era l'aumento dei costi, perché effettivamente prendiamo un ristorante, no? C'è la vicenda semplicemente il grano a monodose, l'olio a monodose, l'aceto a monodose, rifare le tovagliette con il menù, perché il menù lo devi o lo sanifichi oppure lo devi devi usare un altro strumento, certo. quindi la tovaglietta stampata. E semplicemente queste piccole cose ho chiesto proprio a responsabile app, per esempio, se c'era un incremento dei costi. Loro avevano appena finito un questionario tra i loro associati che diceva che non era loro intenzione farlo. Perché? Perché sapevano che i loro clienti erano, il cliente insomma è comunque in sofferenza, e quindi proprio per andare incontro a loro c'era la volontà di mantenere il prezzo di prima. Magari ci sono altri interventi, loro per esempio manifestavano l'importanza del credito d'imposta per coloro che hanno in locazione, questo è già un aiuto, servirebbe molto altro. Noi nel nostro piccolo, per esempio, ma anche altri comuni, insomma, allora c'è già la TOSA perché è stata tolta a livello governativo. Noi stiamo cercando di capire come ridurre in maniera importante la tassa dei rifiuti, la Tari, perché effettivamente per 3 mesi queste aziende non hanno prodotto rifiuto, e quindi noi stiamo cercando di capire come intervenire, evitando che però questa parte vada poi ad andare nella bolletta delle famiglie. Quindi certo. È importante che non sia un principio di vasi comunicanti, ma quel vaso delle imprese possa intervenire l'amministrazione per dare una risposta il più chiara possibile. L'altra è il tema dei plateatici, questo è importantissimo, tentare di consentire davanti all'ambiente, che ovviamente adesso no, la nuova regola dice un cliente ogni 4 metri quadri, e quindi ovviamente quell'ambiente che prima teneva un determinato numero di clienti oggi ne è stato ridotto tantissimo. Bene, ti consento di andare nel parcheggio davanti a te, tolgo 1, 2 posti auto, 3 posti auto, quelli che servono alla tua esigenza, e ti permetto di mettere qualche tavolino per darti ulteriore opportunità di dare quest'estate ai tuoi clienti una risposta, e a te cercare di avere maggior possibilità di reddito, insomma. E credo che siano piccoli pezzetti di un puzzle, quindi dalla famiglia all'impresa, no? Alla scuola, che se vengono tutti inseriti in un grande puzzle, credo che, non dico che la risposta ritorni a essere quella del pre-Covid, ma dare una risposta importante I cittadini hanno tornato a girare per il suo comune, insomma è tornata insomma una forma di vitalità. Voi avete una bella pista ciclabile, avete tanti parchi, avete molti caffè. Com'è la situazione secondo lei? Insomma, la fase 3 è ufficialmente iniziata oppure no? C'è ancora una forma di prudenza? Adesso tra l'altro che insomma, le mascherine all'aperto non sono nemmeno più necessarie. Allora, c'è la sensazione che sia cominciata la fase 3, ma c'è prudenza e c'è anche qualche contrasto. Adesso il tema delle giostrine, no? Sono in parte, in alcuni comuni aperti, in alcuni non sono aperte. Dove sono aperte, per esempio, l'impegno è quello che si debba andare nella giostrina, però accompagnati, il ragazzo fino a 14 anni accompagnato da un adulto. Allora, tanto per essere chiari, io credo che non possiamo pretendere che un ragazzo di 14 anni per salire nel dondolo, a parte che non ci va, debba essere accompagnato da un adulto. E anche qui ci vuole il buon senso. Allora, la riapertura, lì secondo me adesso dobbiamo puntare veramente sulla buona volontà dei cittadini. Ci sono dei guardiani, dei volontari che stanno controllando, ma sempre nello spirito ovviamente dell'educazione, ma della coercizione o dell'ammenda, insomma. Lei raccontava anche che insomma, è accaduto in questi mesi un fenomeno particolare, ovvero quello che insomma, la mole dei rifiuti si è duplicata. Perché? Perché le persone stanno molto più a casa, quindi i consumi aumentano. Come state gestendo questa mole appunto di rifiuti in più? Sì, mi si è accesa, chiedo scusa. Qui per esempio il principio che dicevo prima dei vasi comunicanti, no? Qual era? Sembrava che dovessero ridursi di fatto i rifiuti, e quindi in qualche modo questo alleggerisse la tariffa. E invece quei 2 mesi, ma insomma tutti noi siamo stati a casa, e chi più chi meno sono state pulite le cantine, i garage. Vi assicuro, purtroppo
è aumentata la produzione di rifiuti, e quindi quel principio dei vasi comunicanti, nel caso specifico della produzione di rifiuti, non possiamo applicarlo, per esempio. Come una spesa che invece è aumentata sempre, che potrebbe essere collegata a questa, è la pulizia delle strade, perché nel frattempo abbiamo tentato anche di continuare quel lavaggio strade, almeno nel periodo più intenso del Covid, per tentare che anche quello, tutte azioni insomma che cercavamo di fare, più la pulizia in maniera molto precisa dei luoghi maggiormente frequentati, quindi la posta, quindi il municipio, quindi siamo andati davanti alle farmacie, c'era una pulizia davanti a tutti gli ambienti maggiormente frequentati. Ecco, quelle spese capite bene che stiamo tentando di evitare che vadano poi a pesare ancora di più nei nostri concittadini. Senta, Enrico Rinoncini, molti vedendola adesso di tutto il Veneto la ricordano come uno dei sindaci che ha affrontato la grande alluvione del 2010. Il suo, quello di Ponte San Nicolò, insieme all'altro comune, quello di Casalserugo, è stato uno dei più colpiti, uno dei comuni insomma che ha sofferto di più quello che è accaduto. Al di là insomma di questa allerta meteo che abbiamo appena annunciato, lei probabilmente pensava di averle viste quasi tutte, si è ritrovato adesso ad affrontare un altro tipo di emergenza come questa che ha stravolto nuovamente insomma anche la capacità di una macchina comunale di organizzarsi. Ma io credo che veramente, proprio mi allaccio all'ultima affermazione, questa è la riprova, è stato con l'alluvione, ma qui forse ancora di più, perché l'alluvione accade un giorno e poi si tenta di recuperare e di arginare. Qui non si capiva dove era il limite, se c'era una fine, se c'è una fine, no? C'è una risalita, c'è una ripresa. Però la cosa bella, ritengo, che dovremmo veramente prendere atto, perché parliamo sempre delle cose brutte, che ci sono delle amministrazioni con dei sindaci, e qui sono a prescindere dal colore politico, che veramente sono in trincea con gli assessori, con gli uffici comunali, a tentare di dare le risposte più diverse, perché andiamo dall'esigenza di entrare al cimitero, perché pensate, insomma, l'abbiamo vissuto tutti il problema dei funerali durante il Covid, quindi io dico sempre, dai 0-3 anni fino al tema del funerale c'è la vita delle persone, e noi in qualche modo in questa vita interveniamo, e in quel momento dove è stata una guerra senza preavviso, e abbiamo tentato di dare, ovviamente con i limiti della normativa, il maggior numero di risposte possibili. E quindi questa cosa io la vedo veramente come una virtuosa, la famosa Italia dei comuni, che ancora una volta ha dimostrato che nel piccolo si sono riusciti a dare delle risposte, magari non a tutti, non tutti sono stati soddisfatti. A parte anche il tema del buono alimentare, a noi sono arrivati 71.000 euro, li stiamo praticamente consumando, e andare per le famiglie a portare i buoni alimentari, che è una cosa veramente pesante dal punto di vista psicologico, però è stata una risorsa importante per alcune famiglie che inaspettatamente si sono ritrovate senza reddito, e che da un semplice buono alimentare riuscivano a mandare avanti una famiglia con figli. Capite che siamo entrati veramente nella profondità delle nostre famiglie, anche famiglie che fino a ieri, voglio dire, non avrebbero mai suonato l'amministrazione. Senta, le chiedo un'ultima cosa, lei è sempre politicamente molto corretto, abbiamo promosso i comuni, il governo lo promuoviamo o lo bocciamo? Per come ha gestito l'emergenza, per come la sta gestendo, insomma anche dal punto di vista degli aiuti che sono arrivati ai comuni. Allora, con franchezza, dico, sono due gli elementi. Uno, nei contenuti, e io credo che quando ti ritrovi a gestire una guerra, perché noi siamo entrati in guerra per 2-3 mesi, inaspettatamente, perché non sapevamo di avere un nemico che ci stava attaccando, non sapevamo che dovevamo comunque prepararci ad una difesa, quello che accade invece in un momento di guerra, e credo che qualsiasi governo, e io credo anche il Presidente del Consiglio, con tutti i limiti del caso, credo abbia fatto. Questo vale per il governo nazionale, questo vale per il governo regionale. Io l'appunto che ho fatto a tutte le istituzioni sovracomunali è che dovrebbero essere più corrette nei confronti dei comuni, ovvero prima di farla, magari adesso i media non sono d'accordo con me, ma io vi dico che la nostra vera difficoltà è stata che prima c'è la conferenza stampa, poi arrivano i decreti o le ordinanze e mettono in sofferenza le amministrazioni. Mi spiego, velocissimo.
non puoi dire che chiudi tutto prima di avvertire gli amministratori, Certo. e questo Conte, non puoi dire che apri i cimiteri prima di fare l'ordinanza che doveva essere fatta alle 3, invece è arrivata alle 5, e noi dovevamo avvertire le cooperative di aprire i cimiteri il giorno della liberazione, e questa è la regione. Allora dico, siccome ormai non ci sono più i fax, non ci sono più le diligenze, c'è un WhatsApp, ci sono 100 province, 100 prefetti e ci sono 100 sindaci in provincia di Padova. In 2 minuti con 2 WhatsApp Certo. si raggiungono tutti gli 8.000 sindaci d'Italia, in 2 minuti con 2 WhatsApp, no? Allora ragazzi, prima di comunicare al mondo quello che avverrà fra un minuto, comunicatelo a coloro i quali questa cosa la devono gestire nella loro realtà quotidiana, nel loro paese. Ecco, è solo una questione adesso di individuare, perché i regi decreti insomma devono un pochino essere abbandonati, di individuare nuove modalità di comunicazione con le istituzioni del basso, che sono quelle che poi affrontano il problema. Ecco, quindi su questo faccio un appello enorme Assolutamente. a qualsiasi istituzione: aiutateci ad avere le comunicazioni prima per essere poi più efficaci nella risposta ai cittadini. Assolutamente, anche perché insomma l'abbiamo visto, insomma, la gestione della comunicazione è stata difficile, a tratti forse anche scorretta, proprio per queste tempistiche sbagliate. Come dice lei, abbiamo la tecnologia, utilizziamola, ormai lo stanno facendo tutti, anche i ragazzini. Grazie a Enrico Rinuncini, ex sindaco di Ponte San Nicolò, ora assessore, per essere stato in nostra compagnia questo pomeriggio. Grazie, buon lavoro. Grazie, dare sempre la parola anche a noi sindaci e insomma agli amministratori locali che cercano di fare del loro meglio. Grazie per il vostro servizio, buon lavoro, buonasera a tutti. Grazie a lei. Ecco, allora avete sentito, abbiamo preso un comune come esempio del lavoro che è stato fatto in questi mesi, di quello che ci sarà da fare in tanti altri comuni, piccoli comuni del Veneto. C'è giusto il tempo per leggere un paio di notizie, sostanzialmente una buona e una cattiva. Quella cattiva è questa, ovvero che sono oltre 60.000 le mascherine irregolari sequestrate negli ultimi giorni a seguito di una serie di accertamenti effettuati dai NAS di Milano, Udine, Napoli, Parma, Livorno, Treviso. L'operazione ha portato al ritiro del mercato di dispositivi irregolari e si è conclusa con la denuncia di 3 persone all'autorità giudiziaria per il reato di frode. In Friuli Venezia Giulia in particolare i sequestri sono avvenuti a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. E questa è una notizia. La seconda notizia invece ci porta a Jesolo, ed è la buona notizia, e dice che è già stato soprannominato a Jesolo l'hotel dei tedeschi, uno degli hotel di Jesolo, a dispetto dell'avvertimento del governo di Berlino, si è già riempito, quindi a Jesolo sarebbe boom per l'arrivo proprio dei turisti dalla Germania. Cliente austriaco passa per la Svizzera per evitare la quarantena. Questa è la notizia che è stata battuta dall'ANSA davvero da pochi minuti. Chiederei alla regia di prepararci il servizio della Vogalonga, perché avrebbe dovuto esserci il 31 maggio la 46esima edizione della Vogalonga, eppure è avvenuta virtualmente. Vediamo com'è. Vogheremo ancora insieme. Domenica 31 maggio 2020 sarebbe stato il giorno della 46esima Vogalonga in Laguna. Appuntamento annullato causa Covid, ma la manifestazione si è celebrata virtualmente con una bellissima diretta, iniziata proprio nell'orario del classico colpo di cannone che solitamente dava il via alla manifestazione. Tanti i partecipanti all'edizione virtuale. Ma virtualmente sarà più forte di prima, perché si creeranno le aspettative per avere ancora più voglia e più desiderio di far diventare questa manifestazione, che vedrete nel tempo diventerà sempre di più una realtà unica, come già lo è, sia per la location sia per lo sport. Un video che racconta la manifestazione, ma anche la città, come sintetizza la famiglia del grande Lino Toffolo. A Lino che piaceva sta festa perché era di veneziani, diceva, non era istituzionale, tradizionale, era fatta dai veneziani contro il moto ondoso. Tra i veneziani doc anche il campione olimpico Daniele Scarpa. La mia prima Vogalonga correva l'anno 77 e io col Ciancio partimmo da qui, dalla Canottiera dei Trasporti, dove sono nato con la mia canoa e dove ho imparato a pagaiare, e andammo pagaiando fino a Venezia in Cappadocia. Si fece la prima Vogalonga, poi affondammo davanti a San Marco. Non potevano mancare poi i saluti del magnifico rettore di Ca' Foscari,
professor Michele Bugliesi e del mitico Giuseppe Abbagnale. Gli studenti Erasmus che pure passano qua solo pochi mesi e si innamorano in questo breve tempo della Voga e di Venezia vista dall'acqua. È una manifestazione alla Vogalonga che manca nella mia carriera sportiva e non, ed è una mancanza che cercherò di ricoprire nel più breve tempo possibile. Andiamo insieme a vedere i dati che sono stati diffusi questa mattina, in tarda mattinata, dall'azienda Zero. Sono i dati del contagio, ovviamente sono dati positivi. Vi ricordo che in tutta Italia l'indice di contagio R1 è inferiore ad 1, però ovviamente ci sono ancora dei piccoli focolai. Quello che vi stiamo facendo vedere è il focus sulla regione del Veneto. Sono 19.182 i casi fino ad oggi di positività da Covid-19 e ci sono rispetto a ieri 8 nuovi casi positivi. Un caso a Padova, 2 casi a Treviso, un caso a Venezia, 3 casi a Verona e un caso nel Bellunese. Attualmente positivi in tutto il Veneto ci sono 1.164 persone, mentre quelli negativizzati, ovvero le persone guarite, sono 16.069. Ci sono ancora 1.057 persone in isolamento, quindi 8 nuovi casi. Una buona notizia, non ci sono stati decessi, quindi il numero è 0, come peraltro si conferma il quasi totale svuotamento delle terapie intensive nel nostro territorio. Quindi 8 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri di positività da Covid, però non ci sono stati decessi nelle ultime 12 ore. Siamo quasi al termine, direi che potremo mandare in onda un servizio che abbiamo preparato e che dà una risposta alle molte persone che stanno continuando a chiamare in redazione raccontando di trovare le linee occupate. Stiamo parlando dei servizi CUP, i servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Ora che le strutture sanitarie sono ritornate alla normalità, ovviamente le linee telefoniche sono state prese d'assalto e il server è andato in tilt. Il direttore generale Benazzi ha già promesso che risolveranno presto la situazione. Sito letteralmente in tilt, utenti che hanno cercato per tutta la giornata di ieri di collegarsi per prenotare una prestazione. Motta di Livenza prima, Treviso poi. Il servizio è stato preso d'assalto. Sul caso è intervenuto oggi il direttore generale Francesco Benazzi, che per ovviare il problema ha già predisposto il raddoppio delle linee. Abbiamo avuto ad Oderzo proprio un blocco informatico, quindi che adesso è stato sistemato. Invece a Treviso un blocco proprio delle linee perché c'era veramente troppa richiesta, tanta ridondanza di telefonate perché le persone non trovando continuavano ovviamente a chiamare e quindi abbiamo deciso, avevamo già potenziato di potenziare ancora di più le linee in modo da garantire rispetto alle attuali 48-50 linee, 90 linee a Treviso in modo tale che verranno credo attivate nel giro di pochissimi giorni, credo una settimana, in modo tale da tener botta a questo aumento che devo dire abbiamo aumentato il numero di chiamate del 50%. Dal 15 giugno poi saranno aperti anche gli sportelli. L'ULSS sta organizzando le visite specialistiche in modo da garantire la sanificazione delle superfici dopo ogni visita, procedura che ha necessariamente dilatato i tempi. Così sono in corso incontri con le organizzazioni sindacali in questi giorni per assicurare il lavoro anche al sabato. Andremo a utilizzare anche i sabati in modo tale da poter recuperare quelle visite che prima facevamo con tempi minori. Contemporaneamente stiamo ragionando, vedremo i medici di famiglia la prossima settimana per potenziare sempre di più la telemedicina. Noi siamo pronti a partire. Eccoci qua, sono pronti a partire dunque, quindi un potenziamento delle linee, ma non solo. Chi sta partendo sono anche gli istituti scolastici che in questi giorni stanno sanificando le aule proprio per preparare all'arrivo dei maturandi. Vi ricordo che il 17 di giugno inizia il maxi orale per chi dovrà affrontare la maturità. I numeri a livello nazionale delle terapie intensive, come vi ho anticipato prima, ma a livello Veneto, sono 293 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva in Italia, 23 in meno di ieri. Di questi 110 sono in Lombardia, 10 in meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.002, con un calo di 299 rispetto a ieri. 293 pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia. Davvero nel giro di 3 mesi il nostro paese pare ne stia uscendo, anche se ovviamente gli stessi virologi dicono di aspettare, che non è possibile ancora in questo momento fare delle previsioni per quanto riguarda l'autunno che sta arrivando. Quello che invece possiamo fare è darvi i numeri di quello che ha fatto l'INPS con l'erogazione dei vari bonus, partite IVA, bonus babysitter e cassa integrazione. Facciamo il punto su quello che è stato fatto in Veneto. Si è chiuso il mese di maggio, quindi si è chiuso un trimestre che è stato un trimestre assolutamente eccezionale, l'abbiamo vissuto tutti, il lockdown, la chiusura, le aziende chiuse per decreto e correlativamente all'emergenza sanitaria c'è stato anche un'emergenza economica che poi diventa anche emergenza sociale se non affrontata. E la dimensione dell'emergenza sociale sta nei numeri dell'INPS. Sono oltre 200.000 i lavoratori in Veneto che finora si sono visti accreditare direttamente l'assegno di cassa integrazione tra ordinaria, in deroga e fondo di integrazione salariale. Più di 330.000 invece i lavoratori destinatari delle indennità da 600 euro, compresi stagionali del turismo e operatori dello spettacolo, mentre sono quasi 22.000 le domande accolte per il bonus babysitting. In termini di spesa pubblica parliamo di 600 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, 400 milioni per gli autonomi, 40 milioni per congedi parentali e babysitter, complessivamente oltre 1 miliardo di euro. Il fronte più caldo resta quello della cassa in deroga. Qui dall'INPS regionale arriva una nuova tabella di marcia. L'obiettivo è di riuscire a gestire tutta la fase autorizzatoria entro il mese di giugno, in modo da gestire poi i pagamenti entro la prima quindicina di luglio, anche per queste ultime 4 settimane di cogestione della cassa in deroga tra INPS e Regione. In Veneto intanto frena la caduta occupazionale e si registrano lievissimi segni di ripresa. Certo, si parte dai 60.000 posti di lavoro comunque persi tra il 23 febbraio e il 31 maggio. Con la fine del lockdown a maggio, il saldo occupazionale è tornato a essere positivo, più 1.437 posizioni lavorative. In questo contesto è una notizia la riapertura su appuntamento dei centri per l'impiego l'8 giugno. Ecco, giusto il tempo per darvi i nuovi dati, perché la tabella è stata diffusa dall'azienda Zero proprio mentre andava in onda il servizio. Sono questi, riusciamo a farveli vedere in onda? Sì. Allora, rispetto a questa mattina, il bollettino firmato e datato 17 ci racconta che nelle ultime 12 ore c'è stato un unico caso di positività da Covid, Venezia +1, -1 Verona, +1 Vicenza, quindi c'è un po' il balletto delle cifre. Comunque un unico caso positivo è stato registrato nelle ultime 12 ore in Veneto e invece purtroppo ci sono stati 3 decessi, eccolo qui, questo è il numero. 3 pazienti sono morti negli ospedali di Schiavonia, quindi siamo in provincia di Padova, all'azienda ospedaliera di Padova e all'ospedale di Villafranca, quindi siamo nel Veronese. È davvero tutto, 18.07, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo alle 18.30 il telegiornale del Veneto, arrivederci.